Canapa in filiera è il nome di un progetto di sperimentazione sull'uso appunto della canapa, tutto nel servizio. Sono stati presentati nei giorni scorsi a Legnaro i risultati del progetto dal titolo Canapa in filiera realizzato da Coldiretti Treviso, Coldiretti Veneto e Coldiretti Rovigo grazie al PSR della Regione Veneto. Una sperimentazione agronomica e zootecnica durata oltre 3 anni. Obiettivo: capire come la farina di canapa introdotta nell'alimentazione dei bovini avrebbe potuto conferire maggiore qualità alla carne dell'animale. Tutto ciò con una premessa importante: avere una filiera che sostenga l'intero percorso dalla semina alla raccolta alla commercializzazione. Una delle tante occasioni in cui riscopriamo quelle che possono essere delle opportunità che purtroppo nel tempo abbiamo abbandonato per tanti motivi economici, ambientali, organizzativi e logistici, ma che oggi possono essere una risposta sicuramente positiva, interessante, ma anche da sviluppare per fronteggiare quelle che sono le nuove sfide di carattere ambientale, di carattere produttivo e anche di carattere industriale. Abbiamo provato ad inserire la farina di canapa nella prima prova direttamente nel latte somministrato ai vitelli e nella seconda invece l'abbiamo inserito nel mangime che è solido, quindi che veniva somministrato. L'obiettivo della prova era proprio quello di capire qual era il dosaggio che poteva poi dare degli effetti sulla prestazioni dei vitelli e poi anche sulla carne, sulla qualità della carne. Ad emergere tra i risultati della sperimentazione la limitazione di alcuni atteggiamenti considerati negativi, a ridursi infatti la tendenza dei vitelli a leccarsi l'uno con l'altro. Sottolineata inoltre una buona risposta di accrescimento dell'animale nel primo periodo, quando il fabbisogno proteico è più elevato. La farina di canapa, proprio probabilmente per il profilo degli aminoacidi che ha la proteina contenuta nella farina, risponde pienamente alle esigenze, ai fabbisogni nutrizionali di questi vitelli e quindi abbiamo avuto degli accrescimenti positivi. Anche al macello, quando abbiamo poi analizzato le carcasse degli animali, abbiamo notato che queste carcasse avevano una resa superiore nei vitelli che ricevevano la canapa e oltre a questo erano maggiormente conformate, che anche questa è una cosa apprezzata. Grazie alla sperimentazione è stato inoltre possibile fornire una panoramica completa sulla canapa, dalle varietà migliori per la semina passando per le norme di riferimento, ma sono stati trattati anche aspetti agronomici, ambientali ed economici. Ho piantato la canapa e diverse varietà, secondo come era stato previsto nel progetto, e sulla base di quelle abbiamo visto qual era la più idonea, in questo caso, sia come a livello di altezza, perché è proprio un problema effettivo, e sia quanto alla resa finale. Sicuramente l'obiettivo è quello di dare qualche indicazione agli imprenditori agricoli in base alle varietà che decideranno di utilizzare in un ambiente simile a quello utilizzato tutto da noi, per decidere quale varietà è meglio per i loro obiettivi.